Buongiorno, ringrazio i presenti per aver accettato l'invito a questa conferenza stampa, ringrazio innanzitutto la stampa qui presente, ringrazio le istituzioni delle municipalità, del Consiglio Comunale, le organizzazioni sindacali tutte, ringrazio anche i rappresentanti delle categorie in maniera trasversale qui presente oggi, un ringraziamento alla Presidente dell'Auser, ai pensionati della UIL e oggi noi abbiamo convocato questa conferenza stampa perché vorremmo presentare pubblicamente il progetto di legge depositato in Regione Veneto, il numero 202, che va a modificare in particolare un articolo della disciplina della legge 25 del 98 sul trasporto pubblico locale. Io lascerei la parola al mio partner di conferenza stampa, che è il vicepresidente della municipalità di Lido Pellestrina, territorio fortemente toccato da questo progetto di legge, se non addirittura con l'entusiasmo e l'orgoglio di un progetto di legge che nasce dal basso, che nasce da delle segnalazioni che vengono fatte dai cittadini, alcuni anche qui presenti che ringrazio, dell'isola di Lido Pellestrina, viene dopo declinato in un progetto di legge che riguarda sostanzialmente quel territorio, non perché si voglia a carattere regionale prediligere quel territorio piuttosto che altri, ma perché il trasporto pubblico con i mezzi ferry-boat all'interno della regione Veneto viene fatto solamente sulle isole di Lido e Pellestrina. Quindi non è che una legge che viene scritta per Lido Pellestrina, ma è una peculiarità di trasporto che esiste solo su questo segmento trasportistico. Io do la parola ad Alessandro Strozzi. Grazie e grazie ai presenti. Appunto, oggi siamo qui a presentare questa proposta, questo progetto di legge e sappiamo che non capita tutti i giorni di avere una proposta di legge che ricade così fortemente su un territorio, concentrata su un territorio, e per noi quindi è motivo di orgoglio, ecco, essere qui, per me come vicepresidente essere qua a poterla presentare. Lido e Pellestrina hanno una grande peculiarità come territorio, spesso sono considerati isole della Laguna di Venezia, giustamente lo sono, ma richiedono delle attenzioni particolari, specifiche, e in particolare in questo caso vogliamo portarne una, cioè quella della difficoltà per gli invalidi di uscire dal territorio di Lido e Pellestrina, in particolare per visite mediche, perché spesso si necessita del trasporto dell'auto. E questo, diciamo, non è una cosa scontata, perché l'uscita in ferryboat, sappiamo bene, ha un costo che non viene per ora previsto tra le agevolazioni per quanto riguarda la normativa regionale, che con questa proposta si vuole andare a modificare proprio questo aspetto. E ripeto, è una cosa importante perché da questo aspetto, uno dei tanti, si può andare a migliorare la vivibilità di un territorio. Due isole, Lido e Pellestrina, che sono in decrescita demografica, sia per motivi di età ma anche per motivi di esodo verso la terraferma, cosa che sappiamo bene colpisce fortemente il centro storico, ma colpisce anche tutte le isole della laguna. E questa proposta vuole proprio dare una prima risposta, sottolineare una prima necessità, ecco, per il territorio di Lido e Pellestrina, di potenziare il servizio. Questo, faccio un passaggio veloce, dispiace non presentarlo a Lido Pellestrina. Noi avremmo voluto fare la presentazione in conferenza stampa al Lido, è stata richiesta la sala della municipalità, non è stata concessa, è stato richiesto come alternative quali altre sale c'erano, ce n'è stata data una lontana dal centro e soprattutto a un orario non consono per una conferenza stampa. Alla fine anche questa stanza è stata negata da parte del comune, per cui dopo anche passaggi col presidente di municipalità, al quale avevamo chiesto anche di partecipare, perché è una proposta che non ha colore politico, è una proposta che vuole essere rivolta a tutti per migliorare la situazione dei cittadini di queste due isole. Dispiace non sia stato possibile, c'è un forte rammarico su questo e so che insomma ci muoveremo di conseguenza con il Consiglio Comunale per parlare di questa questione degli spazi, che non può essere non tenuta in considerazione, soprattutto nel momento in cui, come in questo caso, si parla di stanze che hanno un forte radicamento sul territorio, che vanno a influire sul territorio
e che appunto dovrebbero essere il più condivise possibile e lo sposate da tutte le forze politiche. Ecco. Grazie Alessandro. Sì, rammaricati che un progetto di legge che chiede la gratuiticità per l'autovettura per chi deve recarsi in strutture pubbliche o convenzionate per andare a portatori di oltre il 67% di disabilità che devono recarsi in strutture pubbliche o convenzionate per visite mediche o terapie non possa essere presentato nel territorio dove maggiormente queste categorie fragili potrebbero usufruirne, e chiedergli logisticamente di venire in un palazzo dove sicuramente era più difficile da raggiungere, credo sia davvero spiacevole per il poco senso istituzionale che viene messo in campo, visto che stiamo parlando di un progetto di legge del Consiglio regionale del Veneto. Io leggo la modifica che noi andiamo a fare. Si chiede, dopo il comma 1 dell'articolo 49 bis, agevolazioni particolari della legge regionale del 30 ottobre numero 25, come inserito all'articolo 59 della legge 2000 numero 5, provvedimento generale di finanziamento della modifica delle leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della legge, di aggiungere l'articolo 1 bis, dove si chiede che sono esenti al pagamento della tariffa del ferribot gli autoveicoli quando trasportano persone residenti nella municipalità di Lido di Venezia, in comune di Venezia, invalide o portatrici di handicap, riconosciute dalle commissioni mediche previste dalla legislazione vigente e con grado di invalidità non inferiore ai 67 anni, al 67%. O equiparato qualora lo spostamento sia motivato da ricoveri, visite mediche, esami diagnostici e terapie in strutture pubbliche o private convenzionate. Questo previsto per i residenti di Lido e Pellestrina. Abbiamo inserito anche strutture private convenzionate perché sapete che sempre più spesso questo tema delle liste d'attesa porta un dirottamento di richieste di prestazioni mediche nei confronti di strutture convenzionate. Noi crediamo che in questo momento storico questo progetto di legge abbia ancora più valore per il semplice motivo che è di carattere pubblico il pendolarismo sanitario che sta avvenendo in questi giorni. Cioè, causa lunghe liste d'attesa, sapete bene che basta chiamare per una prenotazione, chi vi deve dare la prestazione dell'esame va bene tutto all'interno dell'ASL, no? Vi mandano in giro per il mondo e quindi voi provate ad immaginare una persona che magari oltre a dover pagare il ticket deve pagare anche il costo del mezzo che transita in ferribot, o ancor peggio quelle persone che non hanno un mezzo e devono chiedere a un taxi di portarle, dove il taxi ovviamente ti mette in conto il biglietto del ferribot. Capite che doversi recare per fare delle terapie, doversi recare per fare delle visite, dover far conciliare il diritto alla salute dietro un aggravio economico non è il massimo se parliamo di diritto alla salute e di diritto alla mobilità. Oltretutto vorrei ricordare che sempre più spesso le politiche del piano sociosanitario regionale dicono che c'è una centralizzazione dei servizi verso il nostro ospedale hub, che è quello dell'Angelo, e quindi diventa fisiologico che dalla parte dei territori ci sia una concentrazione verso l'ospedale dell'Angelo. Solamente che se avviene in alcune parti della terraferma ha un costo, perché magari non avendo il mezzo chiamo un taxi e pago solo il taxi. Lì insieme il taxi devo pagare decine di euro di biglietti. Provate a pensare per alcune terapie ripetibili o per alcuni esami dove la ricetta, abbiamo avuto segnalazioni di casi dove si sono dovuti recare in un mese 6-7 volte per esami spalmati all'interno dell'impegnativa. Voi provate a pensare ogni volta a dover andare a pagare il taxi o chiedere a un parente che ti accompagna e dovergli corrispondere il costo del biglietto a chi ti accompagna. Parliamo di alcune centinaia di euro. Vedo lì il presidente dell'Auser che l'altro giorno mi segnalava di come dovremmo anche approfondire di più questo, perché non basta più solo Lido Pellestrina. Ci segnalava la presidente provinciale dell'Auser di una persona che da Sant'Elena ha contattato l'Auser che fa trasporto gratuito volontariato per recarsi in terraferma a curarsi. E questa persona non ha neanche l'agevolazione da residente, quindi da Sant'Elena deve andare a Lido. E se un pulmino dell'Auser lo porta, sfioriamo gli 80-90 euro di biglietto
che il pulmino deve pagare aggiungendoci la benzina. Quindi, a parte il volontario gratuito che ti porta, questa persona per andare a fare un esame deve spendere più di 100 euro solo per recarsi lì. Quindi, come vedete, in un momento come questo, dove c'è un forte pendolarismo sanitario, dove le leggi regionali ci dicono che bisogna andare nell'ospedale hub, dove la richiesta di salute aumenta, l'ultimo dato ci dice che di 29.000 prescrizioni mediche dell'anno scorso, 13.000 sono state inevase. Cioè vuol dire che qua su un Veneto su 2 non ha potuto attingere alle cure mediche prescritte presso strutture pubbliche. Capite bene che probabilmente sotto l'aspetto economico c'è tutto un tema di morfologia del nostro territorio, di solarità, che aggrava questa situazione qui. Quindi noi crediamo che sia una legge che non vuole avere connotazioni ideologiche, non vuole avere connotazioni politiche, vuole avere una trasversalità per cominciare una volta per tutte a rimettere mani anche alla legge sul trasporto, ferma lì ormai dal 98, che sotto alcuni aspetti risulta obsoleta. Noi crediamo che se si decide di spostare il luogo dove si fanno alcuni esami, siamo d'accordo o no, non è oggetto del dibattito di oggi, però bisogna mettere le persone in condizione di recarsi lì. Ripeto, se voi provate a vedere oggi, ma la stampa sa meglio di me perché avrà segnalazioni quotidiane, cosa avviene quando una persona prenota una visita al CUP e ti mandano in giro dovunque. Quindi non possiamo più pensare che una persona di Lido abbia l'esclusività di curarsi al Lido. Oltretutto, insomma, l'ospedale di Venezia diventa sempre più quello dell'Angelo come riferimento. Gli ultimi dati ci dicono che entro i prossimi 20 anni ci sarà un trend negativo di 36.000 under 14 in meno e quasi 500.000 di over 65 in più, quindi di fronte a una popolazione che invecchia. Risposte piccole, puntuali, ma chiudo dicendo che io credo che in questa proposta di legge, che ho letto la parte principale, dopo l'avete nelle cartelline, potete leggervela tutta, credo che si vogliano mettere in luce un elemento di forte sensibilità su un territorio svantaggiato, chiamiamolo anche così senza che nessuno si offenda, e anche il fatto che bisogna coniugare insieme il diritto alla cura con il diritto alla mobilità, perché molto più spesso viaggiano di pari passo in realtà come quelle di Venezia. Quindi noi crediamo che ci sia un'altissima attenzione che ci ha portati a voler incardinare un lavoro su questo progetto di legge, che ci auguriamo che troverà l'unanimità anche di sottoscrizione all'interno della Commissione, affinché possa essere una cosa non ideologica ma pratica, cioè prendere atto di quello che accade in una città come Venezia. Non si può dire che Venezia bisogna contrastare lo spopolamento e dopo dire che per andarti a fare un attacco, oltre a pagare i ticket, magari chiami i volontari che loro non si pagano, però tu magari hai 70, 80, 90 euro di costo in più da dover caricare. Provate a pensare a quelle terapie che richiedono ripetitività piuttosto che visite singole. Io ho concluso, chiedo scusa se mi sono allungato, ecco, do la parola se qualcuno vuole intervenire, vedo lì, dottor Franzina. Domande o interventi? Sì. Buongiorno. Un attimo, c'era... Okay, grazie. Lasciamo alla stampa prima. Maria Ducoli, La Nuova Venezia. Buongiorno. Buongiorno. Rispetto alla questione dell'ospedale all'Angelo e tutta la questione sanitaria, no, a cui ha fatto riferimento, sappiamo che la casa di comunità al Lido ad oggi è prevista ma non è finanziata dal PNRR e quindi continuiamo, no, ad avere quest'ottica ospedalocentrica in cui soprattutto persone che vivono in territori lontani come Lido e Pellestrina fanno ancora più fatica a raggiungere l'ospedale. Rispetto alla sanità territoriale e all'importanza delle case di comunità, voi come regione come vi esponete? Visto che appunto non abbiamo certezze su questa casa di comunità. Grazie. Ci sono altre domande? Rispondo alla fine. Sempre della stampa. Dopo facciamo il pubblico. Buongiorno, Marta Gasparon Gazzettino. Chiedo se magari ci potete fornire anche dei numeri per capire la problematica, quante persone coinvolge a livello di Lido e Pellestrina la problematica proprio del muoversi attraverso i mezzi di trasporto, insomma, per capire. Grazie. Parto dalla prima. Noi crediamo che
le casse di comunità, la Regione, anche in quelle che non sono finanziate dal PNRR, ce ne sono una parte finanziate con risorse proprie. Su questo credo che il grande problema delle casse di comunità non sia la loro costituzione, ma sia dopo come riempirle vista la carenza di personale. Su questo noi siamo fermamente convinti che le casse di comunità previste devono essere fatte, ancor di più nelle realtà come Lido, per i motivi che dicevamo prima. Noi ci poniamo come chi le vuole e come chi in qualche modo deve lavorare per ovviare al problema più grande, che non è quello di costruire i muri, perché in qualche modo tra PNRR o fondi di investimento si trova la copertura. Il problema più grande è riempirlo dopo con il personale medico, perché rischieremmo di fare delle strutture dove non avremmo il personale all'interno. Per quanto riguarda i numeri del trasporto, i numeri abbiamo provato a fare una ricerca, sono difficilmente censibili perché? Perché oggi chi si muove per andare a fare questo tipo di visite non è tracciabile, non essendoci forma di agevolazione. Noi però abbiamo fatto un calcolo approssimativo, noi abbiamo calcolato una vettura media, quindi all'incirca quello che può essere uno standard di andata e ritorno sui 50 euro al giorno, l'abbiamo calcolato all'incirca per 300 giorni lavorativi e abbiamo calcolato un passaggio al giorno. Questo è il primo anno nel caso dovesse passare che la legge va in vigore. Se dopo vediamo che ci sono 2 passaggi o 3 passaggi al giorno, io credo che se questa legge dovesse essere approvata, aumentare le coperture di qualche decina di migliaia di euro sia il meno del problema. Noi però abbiamo fatto un calcolo che in qualche modo ci porta a calcolare un passaggio medio al giorno per tutti i giorni lavorativi e quindi vedendo le tariffe calcolando 50 euro al giorno per tutti i giorni. Ripeto, non è tracciabile perché? Perché molto spesso chi prenota una visita noi non sappiamo perché imbarca sul ferry, però valutando un passaggio al giorno siamo agevolati che se la legge dovesse entrare in vigore, cosa che noi ci auguriamo e chiediamo il coinvolgimento del Presidente Zaia a breve, abbiamo la copertura di un anno che però possa partire già dall'anno in corso e quindi diciamo la riserva c'è per intervenire, dopo magari l'anno prossimo si fanno dei conti dettagliati in quota dodicesimi. Per il momento abbiamo dato un calcolo che è quello. Per quanto riguarda il pendolarismo sanitario, guardate, oggi c'è qui la mia collega Barbara Penzo, consigliera comunale a Chioggia, non è a caso la sua presenza, è perché guardate che in questa regione sul pendolarismo sanitario noi stiamo vivendo il vero allarme che noi stiamo vivendo è quello del pendolarismo sanitario. Voi provate a pensare tutti gli ospedali che sono collegati da Chioggia fino ai confini di Mestre, quindi ASL 3, che devono vedere adesso anche gli esami andare all'Angelo, provate a pensare che anche in terraferma non c'è un bus che li porta. Cioè da Chioggia, che è il posto più lontano dell'impero dell'ASL 3, chiamiamolo così, se una persona che fa tutta l'asta della Romea, quindi Campagna Lupia, Camponogare, Giare, Mira, deve recarsi all'ospedale dell'Angelo non solo per lavorare, ma per fare degli esami, non c'è un autobus che ti porta. Noi abbiamo fatto una importantissima manovra emendativa all'interno del documento di economia e finanza, chiedendo, anche in vista di un progetto di legge presentato dal Presidente Luca Zaia il primo giorno di questa legislatura, il progetto di legge 9, che chiedeva di ottimizzare le governance dei trasporti, noi abbiamo detto una cosa molto semplice. Non puoi avere da Piazzale Roma 3 soggetti pagati con soldi pubblici che vanno tutti e 3 all'aeroporto, a CTV, a Riva Veneto e a TVO, e si accavallano l'uno con l'altro per chi va su e giù all'aeroporto a prendere un segmento di mercato commerciale e non di trasporto pubblico, e non avere un bus che porta le persone che vivono sull'asta della Romea a curarsi all'ospedale dell'Angelo. Voi provate a pensare cosa vuol dire per una persona che vive a 50-60 km dell'Angelo prendere un mezzo pubblico, arrivare, dover scendere a Mestre, dover prendere un altro mezzo, dover scendere lì vicino e dopo andare a piedi. Cito ancora l'Auser perché una volta col progetto Stacco finanziato dalla Regione che portava questi soggetti fragili a curarsi negli ospedali, i chilometri delle prestazioni finivano a settembre. Hanno cominciato a finire ad agosto, io credo, Presidente, che a maggio siamo già senza. Questo vuol dire che una delocalizzazione sanitaria non corrisponde alla stessa attenzione di dire che le persone, se gli sposti il servizio, devi portare a curarle. Quindi questa è la fase 2 di una battaglia, solo che la prima l'abbiamo incardinata in un progetto di legge del Presidente Zaia con una manovra emendativa che si discuterà quando arriverà il progetto di legge 9.
insomma, che sposiamo con gran gioia l'arrivo di questa riorganizzazione della governance unica dei trasporti, e questa è la fase 2 un po' più dedicata per la parte del ferribot. Ecco. Ci sono le organizzazioni sindacali, l'Auser, qualcuno? Posso fare una domanda? Prego. Allora, io non sono un giornalista, ma sono un invalido che risiede a Lido e quindi sono personalmente, più che politicamente, interessato alla soluzione del problema. La mia domanda è questa: nel caso che passasse questa ottima proposta di legge, l'invalido, per avere lo sconto, deve presentare la prescrizione medica? Cioè, automaticamente io vado allo sportello del ferryboat, presento la ricetta medica o no? O ci sarà una modalità tecnica che, ecco, vorrei che mi fosse Certo, dopo le spiegata. rispondo. Certo, signor Vaccari. Se ci sono altre domande o interventi. Sambo Francesco della UIL. Sì, buongiorno a tutti. Intanto grazie per questo invito. Adesso leggeremo la proposta di legge, mi sembra una proposta assolutamente condivisibile e sostenibile, che cercheremo di portare avanti anche noi, perché quando si parla di trasporto e diritto a mobilità, a prescindere, credo vada assolutamente sostenuta. Lo dico però così, insomma, nel senso che la Regione Veneto, proprio nella legge 25, fa riferimento anche a delle risorse pubbliche. E la Regione Veneto anche in questo caso dovrebbe trovare le risorse per integrare tutte le risorse e le condizioni di trasporto. Per capirci, la Regione Veneto è la penultima regione che integra le risorse derivanti dallo Stato, la penultima, dopo le Marche. Per cui è una battaglia che noi facciamo da anni, purtroppo anche in questo caso non riusciamo ad aumentare queste risorse, che sono assolutamente giustificate sia per il diritto alla mobilità di tutti. E credo che dovremo in qualche modo insistere ancora su questi ragionamenti che secondo me vanno assolutamente portati avanti. L'ultima cosa, tanto così telegraficamente, se passa questa norma di legge che mi sembra molto intelligente, molto sostenibile, consiglierei anche di capire poi eventualmente l'automobile se ha il diritto di precedenza, cioè nelle corsie prioritarie, tanto per capirci, che non le lasciamo magari in coda 2 o 3 ore. Non succede raramente, ma se dovesse succedere sarebbe un problema. Ecco, tutto qua. Grazie. Grazie. Un ottimo spunto per integrare durante i lavori della Commissione con questa segnalazione. Grazie del suggerimento. Integreremo nei lavori della Commissione, me ne prendo già carico di farlo, non ci avevamo pensato, però vedo che abitando a Lido hai anche te certe sottigliezze, ti do del tu. Grazie Sambo. Scarpa Andrea per la Filt Venezia. Già Sambo mi ha anticipato su alcune questioni che sono di totale importanza. Filt CGL, scusa. Filt CGL, Okay. sì. Cercherò di essere breve. Come è noto, la Filt è da sempre impegnata sui temi sociali del territorio, e per questo siamo qui a dare un parere positivo a questa proposta di legge. Si tratta di un'iniziativa per venire incontro alle persone più fragili, che tutela la residenzialità veneziana, che non può essere lasciata da solo in questi momenti qua. È un disegno di legge che secondo noi mette in risalto sensibilità e conoscenza del territorio e delle esigenze trasportistiche che spesso in questo periodo storico sono state sottovalutate. Questo dimostra, e vogliamo sottolineare questo, come ancora una volta in una città morfologicamente complessa come Venezia, la difesa del trasporto e quindi le battaglie che la Filt vede in prima linea si interseca anche con i diritti della salute dei cittadini. Come diceva prima il consigliere Montanariello, in un momento storico dove il pendolarismo sanitario ha un trend in continua ascesa, pensiamo che la difesa del trasporto non sia una battaglia esclusiva dei lavoratori che ci lavorano, ma dell'intero sistema città. Grazie. Grazie. Visto Barbara Penzo lì che voleva. Prego Barbara. Ma no, in realtà non avevo alzato la mano, però scusa, insomma è l'occasione, non ti preoccupare, però insomma vabbè mi accodo agli altri interventi, anzi scusatemi, ma Tra l'altro credo sia opportuno. l'esperienza delle battaglie con cittadinanza attiva che portiamo avanti Sì, col esatto, bus. esatto, siccome sono stata nominata credo che il mio intervento è più che rafforzare insomma sicuramente l'ottima proposta che ha un'attenzione, una sensibilità doverosa nei confronti delle persone più vulnerabili e le persone che sono comunque vivono in una situazione territoriale che noi conosciamo tutti, sicuramente
più complicata, ecco, più che non userei dire svantaggiata, ma sicuramente più complicata. E nel caso, ovviamente, sono venuta con grande interesse perché credo che questo sia un primo segnale importante da dare. Nel caso mio abito a Chioggia e l'abbiamo effettivamente portato all'attenzione del Consiglio Comunale, un'attenzione ancor più importante rispetto, e l'ha detto prima bene il consigliere Montanariello, che abbiamo una situazione pari di un Hauser che io dico sempre lodo sta facendo un servizio, come dire, che non è più di volontariato, che non è un servizio che è quasi diventato strutturale, ma non può essere questo, e che quindi non può sostituirsi, e che quindi a maggior ragione credo che questo è un tema fondamentale, oltre al fatto, e mi collego e poi chiudo, all'intervento ottimo che comunque ha fatto la giornalista della Stampa prima, portando l'attenzione alle case di comunità e ai servizi territoriali, che è un'altra battaglia che comunque stiamo facendo e che viaggia a pari, quindi non esclude l'uno e l'altro. Credo che vada sicuramente rinforzata tutta la rete territoriale dei servizi, assolutamente, e questo credo che sia prioritario, ma che vada portata l'attenzione anche a tutte quelle migliorie che si possono fare per le persone anziane, con disabilità, che hanno assolutamente bisogno della nostra attenzione, perché insomma l'aspetto della cura credo che viaggia, e l'abbiamo percepito già in tempi che noi ormai speriamo di aver superato, ma di quanto fondamentale sia. Grazie. Quindi vedevo lì i consiglieri comunali che dopo c'era. Sì, grazie. Intanto mi presento, sono del sindacato dello SPI della CGIL. Buongiorno. Salve. E dal punto di vista... Lo SPI del Lido. Del Lido, sì. Grazie. Sì. E dal punto di vista della mia attività posso darvi un dato. Solo fino a ieri al Lido io ho inserito in un programma, appunto, che poi va inviato all'INPS e all'ULSS, ho inserito 12 pratiche per richiesta di invalidità civile. Cioè io mi accorgo dall'inizio dell'anno. Esatto. E guarda, adesso il dato preciso non te lo solo so lo SPI, senza contare gli altri sindacati. Ma come minimo sono minimo 12. Di persone che chiedono appunto l'invalidità civile, e soprattutto sono persone anziane. Allora io condivido perfettamente questa proposta di legge, anche perché va a sanare una disuguaglianza che abbiamo nel territorio, perché nel resto del territorio chi ha problemi può prendere la macchina o di un amico o di un parente e può recarsi a Mestre o nelle varie località di cura. Al Lido abbiamo questo problema del feribot, che per noi è una sbarra che ogni volta dobbiamo pagare per poter salire, e questo aggrava, come ricordava prima il consigliere, aggrava i costi economici delle persone che devono muoversi per questioni non di divertimento ma per questioni di cura. Ecco, io credo che questa proposta vada sostenuta, noi la auspichiamo e speriamo che abbia un percorso positivo per risolvere questo problema. Grazie. Vedo lì i consiglieri comunali che volevano. Alessandro Baglioni, consigliere comunale di Venezia. Io intanto ringrazio il consigliere Montanariello, il gruppo e ovviamente Alessandro Strozzi per la collaborazione e soprattutto la testimonianza di una delle necessità di questo territorio. Sappiamo tutti che la realtà tutta di Venezia, in particolare quella di Lido Pellestrina, è una realtà molto complicata, unica, come ha citato giustamente Jonathan, nel Veneto, ma anche unica in Italia, nel senso che un trasporto pubblico così capillare, così peculiare, è veramente una situazione che spesso e volentieri sappiamo non riesce neanche a essere prevista dalle normative, quindi sappiamo i problemi di finanziamento, sappiamo i problemi organizzativi e tutto quello che abbiamo vissuto anche in particolare in questi anni di pandemia. Trasporto pubblico a Venezia è un trasporto pubblico fortemente in sofferenza, abbiamo vissuto anni drammatici sia per il Covid ma sia anche per una gestione tutt'altro che ottimale del periodo. Sappiamo quanto il Lido in particolare aveva sofferto
in questi anni, nelle stagioni estive in particolare, dove c'era un ritorno di presenze ma non c'era un ritorno di servizi. Quindi adesso finalmente quest'estate, dopo anni di durissime battaglie, siamo riusciti a riottenere il servizio sostanzialmente ante pandemia, quando in realtà le presenze ante pandemia o comunque numeri simili ci sono già l'estate scorsa, 2 anni fa. Nel feribotto ricordiamo episodi addirittura dove gente ha dovuto dormire al tronchetto perché non c'erano le barche per tornare indietro, tanto grave la situazione è arrivata. Questo progetto di legge, è vero, sembra un aspetto di nicchia, un aspetto particolare, ma invece è un aspetto fondamentale per un sacco di persone, come ricordato, si spostano per cure mediche. Bisogna ricordare che quelle persone non è che con questo progetto di legge si trovano ad avere la cura vicino a casa, la cura comoda, nel senso che comunque queste persone dovranno imbarcarsi, dovranno montare in macchina, imbarcarsi su un ferry, fare l'attesa al ferry ogni 50 minuti, raggiungere la struttura, cioè sarà comunque un calvario per loro arrivare. Quantomeno la leva economica credo che sia veramente sacrosanto quello che viene proposto, cioè che non ci sia un aggravio a carico della persona appunto che ha diritto ad avere una cura, avrebbe diritto ad averla a fianco a casa. Sappiamo che la sanità ha molte difficoltà, però quantomeno appunto bisogna ricordare che questo è intervenire sull'unico aspetto, diciamo, che con i soldi si risolve, ma naturalmente poi servirà altro. Per questo credo sia importantissimo il lavoro di squadra che stiamo facendo da anni ormai con Jonathan, con tutto il gruppo regionale, con le municipalità, ovviamente con il livello comunale, perché il trasporto pubblico ha bisogno di grandi attenzioni. Cioè, Venezia è una situazione unica e non tutti qua a Venezia sono convinti che viviamo in una realtà, diciamo, a sé, che ha bisogno di un'attenzione particolare e anche finanziamenti particolari. Qua usare il mezzo pubblico è una necessità, e per le isole e per la città di Venezia stessa non ci sono alternative come esistono in terraferma, che se il trasporto pubblico non funziona si usa la bici, si usa la macchina. Qua è una necessità e quindi bisogna che quelle eccellenze di trasporto pubblico che avevamo diversi anni fa torni a esserlo per appunto poter garantire condizioni di vivibilità del nostro territorio. Sugli spazi ovviamente noi ci muoveremo, perché il fatto che questa conferenza stampa avvenga qui, ovviamente è un luogo importantissimo questo, ma non avvenga al Lido, dove insomma sarebbe stato naturale diciamo, ci fosse stato un confronto con cittadinanza, con associazioni e ovviamente anche con amministrazioni. Questo è un fatto grave, non è il primo purtroppo che succede in Comune di Venezia. Sappiamo che da alcuni anni, per esempio, le sale consiliari, che erano nelle municipalità luoghi classici dove avvenivano confronti tutte le forze politiche, quindi luoghi di riferimento per la cittadinanza, per avere dei confronti e scambiarsi delle opinioni, questi luoghi non vengono più concessi, e riteniamo che questo sia grave e che appunto quello che è avvenuto oggi sia un ulteriore elemento che richieda l'apertura di un dibattito, perché dobbiamo riconquistare quegli spazi. Cioè, la città deve riconquistarli, non è un gruppo politico o un movimento, ma bisogna che quegli spazi siano spazi dove si riprende a fare politica e la cittadinanza possa tornare a confrontarsi e informarsi con ovviamente tutti e non solo con l'attività istituzionale. Grazie ancora. Grazie Baglioni. Io direi Saccai, chiudiamo se non ci sono altri interventi. Se qualcuno deve intervenire alzi la mano. Ok, chiudiamo con Saccà. Sarò brevissimo, appunto Giuseppe Saccà, capogruppo PD in Consiglio Comunale. Ovviamente mi unisco ai ringraziamenti, ma credo che sia particolarmente importante perché noi allora spesso parliamo di specificità di Venezia e quindi di tutta la conterminazione lagunale delle isole, soprattutto quest'anno perché ricorrono anche i 50 anni della legge speciale, però poi è vero che questa specificità si misura anche in atti e scelte molto puntuali su temi specifici. Questo è uno di questi, questo è proprio un esempio massimo, perché sostanzialmente questa proposta di legge va a colmare quello che era un vulnus all'interno di un sistema complessivo di agevolazione all'interno della mobilità veneziana. Quindi aspetto specifico e puntuale, ma che coglie nel segno di quello che è la specificità veneziana, mettendo assieme il tema della mobilità e il tema dei servizi sociosanitari, che non sto a dire quanto sono importanti quando si parla di qualità della vita. In una realtà come il Lido, proprio oggi eravamo in Consiglio Comunale a parlare della riqualificazione dell'ospedale al mare, dove abbiamo anche chiesto garanzia sul tema della casa della comunità e di quello che accadrà all'interno di un progetto positivo, ma proprio quando si parla di servizi sociosanitari c'è da accendere qualche faro e vedremo adesso l'ASL le risposte che ci darà. Quindi un grazie, a me piace molto vedere la municipalità, perché
come è stato anche ricordato in questo piccolo esempio degli spazi della municipalità negati, fanno in realtà è un qualcosa di più sistemico, perché l'attuale amministrazione sostanzialmente ritiene che tutto quello che è decentramento e anche, se volete, democrazia diretta sia un fastidio. E invece oggi si dimostra come l'attenzione ai territori, la conoscenza dei territori è fondamentale per poi dare le risposte a quella che è quello che chiedono i cittadini, aumentare la qualità della vita. Ecco, quindi oggi non è il tempo delle polemiche, speriamo e sono sicuro che una proposta così sensata sarà accolta da tutte le forze politiche, quindi velocemente approvata, però ecco, dobbiamo fare anche accendere il faro, bene è stato detto prima, sul tema delle municipalità e del decentramento. Quindi grazie a tutti. Rispondo a Vaccari prima di chiudere. Per le vie brevi, allora, è ovvio che bisognerà dimostrare che c'è una prestazione da andare a eseguire, se no ognuno con un fai da te può viaggiare gratis. Per le vie brevi ho sentito sia l'ASL che anche alcuni tecnici del trasporto, è molto semplice, basta che si sentano tra loro l'ASL e l'azienda di trasporti, titolati in qualche modo a poter, con le normative della privacy, ad accedere semplicemente a un codice che magari l'ASL conferma che corrisponde a una prestazione, magari non dicendoli quale, ma quando lei indica qual è, nella prenotazione che si fa sul ferrybot si indica con un'email che c'è una prestazione, basta semplicemente il codice della prestazione o gli estremi, e l'ASL, pur mantenendo il diritto alla privacy, senza dicendo cosa va a fare la persona, conferma semplicemente che c'è la prestazione. E altra domanda, perché mi hanno scritto che stanno seguendo la conferenza stampa da casa, il progetto di legge parla di municipalità di Lido, Pellestrina è implicita, perché tecnicamente non potevamo scrivere Pellestrina perché Pellestrina appartiene alla municipalità di Lido, quindi scrivendo tutti i residenti nella municipalità di Lido è implicito che comprende Pellestrina, però diciamo dal punto di vista formale è municipalità di Lido del comune di Venezia. Ecco. Io chiudo, se voleva dire un minuto Strozzi qualcosa e dopo, e se qualcuno si vuol fermare ho il piacere di offrirvi un analcolico caffè a tutti qui nella buvetta da basso. Sì, grazie Jonathan. E sul tema case di comunità ci tenevo a integrare, come ha già ben detto il consigliere Saccà, e adesso noi stiamo, come municipalità è già passato il parere per quanto riguarda il nuovo progetto riguardante l'ospedale al mare. Un punto che abbiamo tenuto a chiarire per il nuovo distretto, l'eventuale nuovo polo del distretto sanitario, è proprio che sia considerato non soltanto gli spazi che attualmente sono in uso presso il monoblocco, ma anche un eventuale spazio per la casa di comunità, perché giustamente appunto è prevista e deve essere realizzata. Poi rimane ovviamente, come diceva giustamente il consigliere Montanariello, il tema di riempire questo spazio di servizi, di persone che possano facilitare l'accesso alle cure in un territorio, come oggi lo vediamo con questa proposta di legge, ma sotto altri aspetti rischia di rimanere isolata, e questo non deve avvenire. Grazie a tutti.